È vero, siamo diventati un paese di virologi, glielo dico io che ho presieduto la società italiana per tanti anni, è un'anagrafe precisa. Qua sono virologi o sedicenti tali coloro che non hanno... Sono leggermente in disaccordo, se mi permette, con il sindaco per quanto riguarda la parte concernente il suo quesito, cioè il terrore o il panico, chiamerei, non lo hanno diffuso i cittadini, è stata un'isteria collettiva dei mass media, della comunicazione, che ci ha bombardato dall'inizio, scambiandoci per scoperta quello che era l'isolamento di un virus già isolato e identificato dai cinesi fatto a Roma, con premi al ministro. L'isteria poi si è dilagata su un non valore che era la discriminazione dei cinesi che venivano dall'epicentro, quindi dal focolaio. Quindi tutti parlano 24 ore su 24 di coronavirus, ne parlano sedicenti virologi, ne parlano soubrette televisive, lodevoli per caratteristiche morfologiche e estetiche, ma non per conoscenza, ne parlano i non esperti. La comunicazione in Italia, diversamente dagli altri paesi, non è data agli esperti, a tutti. Non è la democrazia che fa una buona informazione. L'informazione va fatta con le notizie vere. Allora, come stavo dicendo, io mi vorrei mettere anche in quarantena, perché ormai ce lo sta dicendo il virus cosa succederà, ce lo dirà nelle prossime settimane. In Cina sembra che l'epidemia si stia spegnendo, in Corea sta aumentando in maniera lineare, ma la mortalità è dello 0,8%. In Italia si è parlato, anche Ricciardi, che è un famoso epidemiologo, persona rispettabile, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, delegato all'OMS, ha detto che i focolai veneti e lombardi sono collegati, l'avrà detto su base epidemiologica, ma posso dirvi da virologo che questo lo potremo con certezza fermare solamente quando isoleremo il virus a Padova e, confrontato con quello di Milano, ne analizzeremo la sequenza per dire se è una diffusione autoctona dallo stesso focolaio o da un altro. Sicuramente questo virus circolava da mesi prima in Cina ed è stato esportato, quindi non l'abbiamo ancora visto tutto. Sappiamo che c'è un'epidemia di influenza in Germania, ma in Germania stanno facendo i test solo alle persone sintomatiche, come ho anche suggerito al Presidente Zaia, perché queste sono indicazioni scientifiche, si fa ai sintomatici o lo si fa nei focolai del contagio per rintracciare quello che è stato il contagio, quindi i portatori, ma non si fa indiscriminatamente a tutti. Quindi poi c'è stata la rincorsa a chi era più bravo e ha danneggiato un paese. Siamo arrivati all'assurdo che oggi paesi come El Salvador, l'Iraq ci pongono in quarantena, non ci permettono l'accesso, e il paradosso assoluto è la notizia di oggi che addirittura i cinesi non ci mettono in quarantena. Così dunque Giorgio Palù, perché è importante ricondurre sempre agli esperti veri gli interventi in queste ore. Dunque è pronta Valentina Visentin, forse fra poco, va bene. Mi dicono, lo vediamo anche dai messaggi, grazie Marta, di tanti preoccupati perché se la riapertura delle scuole è un ritorno alla normalità, allo stesso tempo i nonni costretti a stare con i bimbi rischiano poi, ci dicono, di ammalarsi, perché sono loro poi a prendersi cura dei più piccoli nel momento in cui i genitori sono al lavoro. Va bene, vediamo, fatemi sapere solo che cosa c'è di pronto, poi me lo fate sapere. Mentre attendiamo Valentina o Ilaria, volevo farvi sentire ancora Zaia sui danni al turismo, se lo avete pronto mi fate sapere, recuperiamo un pezzo dell'intervista al governatore Luca Zaia di ieri. Patriarcato, e allora per ora è ufficiale, si rinnoverà anche domenica mattina, mi fa sapere il Patriarcato, domenica 1 marzo a mezzogiorno in punto il suonare a distesa delle campane delle chiese e delle campane dei campanili delle diocesi di Venezia come segno pubblico, un grido di speranza
fa sapere il Patriarcato, dell'intera comunità cristiana in un momento di particolare emergenza a vita sociale ed ecclesiale così fortemente condizionata per la questione coronavirus. Comunicato appena dato a giornali e televisioni. Era già successo, come da indicazione del Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, la sera del 26 febbraio, in occasione del Mercoledì delle Ceneri, ossia l'inizio solenne comunitario del tempo di Quaresima, che per la comunità cristiana è tempo sociale di preghiera, penitenza, purificazione e riconciliazione con Dio e il prossimo. Come già preannunciato, domenica 1 marzo il Patriarca Moraglia presiederà la Santa Messa in forma non pubblica e alla sola presenza della comunità del seminario alle ore 11 all'altar maggiore della Basilica della Salute a Venezia. Al termine il Patriarca rivolgerà una preghiera di affidamento alla Madonna della Salute. Tale celebrazione sarà trasmessa attraverso il settimanale diocesano Gente Veneta e le emittenti televisive Antena 3 e Rete Veneta, rispettivamente sui canali 13 e 18. Dunque il Patriarcato allo stato attuale conferma la messa in diretta su Antena 3 e Rete Veneta domenica alle 11. In attesa di ulteriori sviluppi. Continuate a chiederci delle scuole che cosa si è deciso, ancora non si è deciso nulla. L'appello di questa regione è la riapertura, avete sentito la Lombardia chiede un'altra settimana invece di lento ritorno alla normalità, abbiamo sentito solo una parte di quella diretta, ma così è. Allora, Zaia sui danni al turismo, ieri sera, sentiamolo. Questo è il periodo dell'anno, per ricordare a tutti, più delicato perché è il periodo nel quale gli stranieri prenotano le vacanze estive. Le prenotano qui da noi, quindi noi abbiamo già, quando noi diamo il trend di prenotazioni alla volta di marzo-aprile, è perché abbiamo raccolto gennaio, febbraio, marzo, già tutta una buona parte delle prenotazioni. Gli stranieri hanno questa buona abitudine, non sono come noi che tentiamo di sempre all'ultimo minuto. Quindi noi non abbiamo solo le prenotazioni che non arrivano, abbiamo anche le cancellazioni di quelle che abbiamo accumulato. I giornali internazionali e le TV internazionali diffondono solo pessimismo e panico, il risultato è che qui ci vuole intanto un'iniezione di soldi veloci per le nostre imprese, inutile che ci giriamo tanto attorno ai discorsi. Due, una campagna che non deve costare poco di promozione dell'offerta turistica del Veneto e delle imprese del Veneto a 360 gradi a livello internazionale. Qui si vede se siamo un paese oppure no. E lo vedremo dunque. Allora, ecco, ho intravisto le immagini di Pellizzari, cercavo anch'io il video poco fa su Facebook. Cos'è, una foto o un video questo, ragazzi? Perché oggi lui si è immerso nella piscina più profonda, che è quella... È un servizio di Montegrotto, poi facendo vedere questo cartello ci siamo. Prima di Pellizzari abbiamo al telefono Ivan Dallara, Presidente della Provincia di Rovigo. Presidente, grazie, buon pomeriggio. Avete terminato credo adesso una riunione vertice, ci conferma il primo caso di contagiato conclamato nella provincia di Rovigo, e cosa è emerso dalla riunione? Ma è emerso che c'è questo signore che sembra che abbia avuto una cena con un altro suo collega di Vo, mi pare in un periodo non sospetto, se non che poi ha preso informazioni e questo signore di Vo è risultato positivo. Lui ha fatto verso il 20 mi pare ha manifestato i sintomi dell'influenza, è andato in ospedale e quindi adesso gli hanno fatto il tampone e è risultato positivo. Insomma, ecco, questo è l'unico caso che al momento viene registrato in Polesine. Un cinquantenne, a quanto mi risulta, è ricoverato in malattie, nel reparto malattie infettive, però non è in buone condizioni, sono condizioni da... Un cinquantenne di Adria, le risulta, Presidente? Sì, di Adria, sì, di sì, Adria. Cinquantenne di Adria. E che comunque... Il quale è stato a cena con un collega di Vo, no? Chiaro. E quindi dopo ha manifestato questi sintomi, nel frattempo evidentemente è entrato in contatto con il collega con il quale era stato a cena e questo signore risultava positivo al coronavirus e hanno fatto il tampone e oggi il risultato
il risultato positivo, questo è, però non so se sia in buone condizioni, comunque è in condizioni, ricoverato presso le reparti di malattie infettive, però sta seguendo le sue cure, insomma non è neanche in terapia intensiva, insomma, per essere chiari, quindi sì, certo. Sì. No. Esattamente. Presidente, grazie. Altre cose emerse? Altri dati, No. Siamo in attesa anche noi per sapere quali saranno le decisioni in merito alla prossima settimana. Siamo un po' come Virgilio nel limbo tra coloro che sono sospesi. Esattamente. E lei sarebbe per riaprire le scuole e tornare alla normalità? Personalmente sì, però io conto come il 2 di coppe quando va a spade. Certo, tutti noi. Okay. Grazie Presidente, grazie, buon lavoro. Buonasera. Grazie. Intanto quello che vi abbiamo raccontato poco fa, stando sempre sulle notizie con Ilaria Marchiori e l'assessore Venturini a Venezia, chiusa la moschea di Mestre, giusto? La polizia locale di Mestre ha chiuso un locale adibito a moschea dove si stava tenendo la preghiera del venerdì per inottemperanza alle misure stabilite dall'ordinanza firmata dalla Regione con il Ministero della Salute, che impedisce le manifestazioni anche di tipo religioso, quindi così era stato deciso, non hanno rispettato e sono andati a chiuderla. Cosa mi dite? Va bene, ok. Umberto Pellizzari, vediamolo, noto apneista nella piscina più profonda mi pare d'Europa, che è quella di Montegrotto, vediamo. Qui non si corrono pericoli, è importante che si sappia questa cosa e il territorio è un territorio sicuro, quindi bisogna continuare ad allenarsi, bisogna continuare a frequentare gli hotel, la vita continua ed è importante questa cosa. Parola di uno che ha spesso affidato all'acqua la sua sorte e la sua salute, scendendo negli abissi da campione del mondo, senza respiratori. Se l'acqua è il luogo più sicuro, più confacente al corpo umano, Umberto Pellizzari va sul fondo della piscina termale più profonda al mondo, a pochi chilometri da Vò, con un emblematico cartello. Le attività economiche sono pronte ad accogliere i turisti che nelle ultime ore hanno preferito disdire la loro prenotazione. Oltre a Pellizzari, ospiti della struttura anche Andrea Zuccari, che ha stabilito il nuovo record italiano No Limits a meno 185 metri, e il giovane apneista padovano Antonio Mogavero. Dobbiamo mantenere la nostra quotidianità, non dobbiamo farci influenzare negativamente da questa paura, da questa situazione un po' di emergenza che c'è, e credo che appunto continuare con le proprie abitudini sia la cosa più importante per evitare di farci prendere dal panico, che è l'ultima cosa che deve succedere. Così Pellizzari. Cristian, abbiamo novità di Valentina invece, che so non ancora, doveva essere pronta a breve. Vedo ci sono tutta una serie di reazioni anche per quanto dichiarato dal governatore Luca Zaia nei nostri studi, staremo a vedere cosa succede. Dunque, questo abbiamo sentito, anche questo, fatemi vedere, io volevo far risentire gli albergatori Treviso, se è pronta, non mi ricordo se il pezzo è pronto o no, perché mi segnalano anche tutta una serie di crollo dei prezzi, ovviamente nel chi cerca di avvicinare turisti in queste ore. Abbiamo sentito dal vivo racconto di molti che hanno a che fare con il mondo ricettivo, alberghiero, della ristorazione a Vò, quindi che hanno difficoltà e lanciano appelli. Giovanni Cher, pronto? Non ancora. Che cosa possiamo vedere? Fatemi sapere voi, perché io ho perso il filo ovviamente nel cercare anche altri aggiornamenti. Ora riportano tutti, ridateci la nostra libertà, lo striscione di Vò con l'appello lanciato perché si sia tutti a Vò il 29 marzo. Va bene, Presidente della Camera di Commercio di Padova, va bene, sentiamo Santocono, va bene. Sono in compagnia del Presidente della Camera di Commercio di Padova, dottor Santocono. Tra l'altro lei è anche un imprenditore. Quante sono le aziende innanzitutto che rappresenta? Praticamente ci sono 120.000 aziende, fanno parte della Camera di Commercio di Padova, e di queste sono operative circa 100.000.
Si raccontava prima nel corso dell'incontro con la stampa di un fatto così piuttosto increscioso che è accaduto anche a lei personalmente come imprenditore. Lei ha una ditta di servizi, cosa le è accaduto? Ma scusate, no, io credo proprio che non è un fatto increscioso, in realtà ovviamente perché c'è anche la necessità da parte di molte aziende, molte imprese di attenersi a quelle che sono le direttive nazionali in tema sanitario, c'è stato richiesto in qualche modo di mettere in smart working i dipendenti della nostra azienda. Sì, no, non mi riferivo a questo, però parliamo anche di questo, no? Parlavo di un fatto accaduto a lei personalmente, doveva andare all'estero, dove ha sede una delle sue... Ah no, non sono io. Ah, non è lei, va bene. È stato un collega che ha un'azienda in Germania, da cui da molti anni, e che praticamente doveva periodicamente, praticamente quasi più di una volta al mese, e questa volta nel momento in cui ha dovuto raggiungere la sua azienda non è riuscito a farlo perché gli alberghi gli hanno praticamente negato la possibilità di domiciliarsi presso di loro. Ecco, chiedo scusa, ho fatto proprio uno scambio di persone. Forse era il presidente della Camera di Commercio di Vicenza. Vabbè, non lo ricordo, un collega della provincia di Verona comunque. Ecco. Sì. Ah, ok, sì, e quindi era Riello. No, non era lui. Comunque, tornando alla questione che stava anticipando, vorrei fargliela terminare perché è molto interessante, cioè che cosa è accaduto in questa settimana di follia, come avete ribattezzato voi. Si lavorava da casa? Sì, per carità, devo dire che anche dal punto di vista per alcune aziende di servizi questa può essere una grande opportunità, perché in effetti bisogna anche pensare che la possibilità di lavorare da remoto sia un vantaggio non soltanto per chi riceve il servizio ma anche per chi lo eroga. E quindi da questo punto di vista il fatto che alcuni nostri clienti, che sono clienti di rilevanza nazionale, ci abbiano chiesto di far lavorare le nostre persone da casa, da un lato ovviamente preoccupa perché è sempre una soluzione temporanea, dall'altro invece può essere un'opportunità che magari può convincere ancora in futuro molte realtà del nostro territorio, anche nazionale, di servirsi di questa tipologia. Ok, così poi andiamo a vedere gli albergatori di Treviso in attesa di collegarci con quelli di Abano Terme insieme a Valentina Visentin. Sentiamo. Gite scolastiche cancellate, stranieri spaventati per l'Italia. Il tornado coronavirus sta assestando una mazzata pesante al turismo e di conseguenza a tutto il settore alberghiero con hotel semideserti e disdette continue. 2.864 cancellazioni, camere cancellate nel giro di 3 giorni, quindi vuol dire veramente una debacle, tant'è che ci siamo visti costretti già da lunedì sera a chiudere uno dei nostri alberghi. Perché? Perché non avevamo clienti. Il danno di immagine e reputazione è sui mercati esteri. È sui mercati esteri, voglio dire quasi 70 milioni di presenze che facciamo in Veneto sono una gran parte proveniente dai mercati esteri. Noi che viviamo qua stiamo un pochino più attenti a quando starnutiamo, ma qui la situazione è assolutamente tranquilla. Abbiamo assistito a una quantità di informazioni confuse, di fake news che hanno creato una confusione enorme. Sono a rischio dei posti di lavoro? Questo è il dramma. Speriamo che il governo oggi, con il Consiglio dei Ministri di oggi, prenda dei provvedimenti, prima di tutto per i dipendenti, per salvaguardare il loro posto di lavoro, quindi con una cassa integrazione straordinaria, e chiediamo il ratio dei mutui e anche un aiuto a tutti quelli che devono pagare degli affitti, quindi magari l'istituzione di fondi di rotazione che permettano di agevolare o di sostenere anche finanziariamente le aziende che sono in grande difficoltà. Questo è il minimo che ci aspettiamo. Presidente, voi albergatori comunque siete pronti a ripartire? Certo, noi lanciamo un appello a tutte le istituzioni e venga data una comunicazione univoca, certa e molto chiara, perché non si verificano ancora tutti questi fenomeni di fake news che ci stanno danneggiando più del virus. Basta paure irrazionali, è l'appello del capo dello Stato Sergio Mattarella, risentiamolo. È accaduto in questi anni che la scienza fosse messa in discussione. Abbiamo assistito a comportamenti irrazionali, al propagarsi di teorie antiscientifiche, ad esempio sui vaccini, al diffondersi di ansie che si sono tramutate in comportamenti autolesionisti.
Oggi, di fronte alla comparsa di un nuovo e insidioso virus, si apprezza meglio il valore della scienza, la dedizione delle donne e degli uomini che portano avanti nuove ricerche, l'impegno sul campo di chi ne applica i risultati. Avere fiducia nella scienza non vuol dire aver fiducia in qualcosa di astratto, vuol dire aver fiducia in noi stessi, nella nostra comunità. La conoscenza aiuta la responsabilità e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali e immotivate che inducono a comportamenti senza ragione e senza beneficio, come avviene talvolta anche in questi giorni. Ma sia Tosi che Rasconi hanno sottolineato che dalla ricerca dipende il nostro futuro e che la ricerca può talvolta trasformare i nostri sogni in realtà. La ricerca è uno strumento al servizio della comunità che va promosso e sostenuto in modo consapevole nell'interesse di tutti. Quando la ricerca è oggetto dell'attenzione e della partecipazione dei cittadini, non corre il rischio di piegarsi agli esclusivi interessi economici e si pone al servizio soltanto del bene comune. Abbiamo in Italia ricercatori validissimi, abbiamo grandi scienziati italiani che operano nei nostri laboratori e in quelli in tutto il mondo. La scienza è alleata della società e questa deve riferirvisi con senso di responsabilità. È accaduto in questi anni che la scienza fosse messa in discussione. Abbiamo assistito a comportamenti irrazionali, al propagarsi di teorie antiscientifiche, ad esempio sui vaccini, al diffondersi di ansie che si sono tramutate in comportamenti autolesionisti. Oggi, di fronte alla comparsa di un nuovo e insidioso virus, si apprezza meglio il valore della scienza, la dedizione delle donne e degli uomini che portano avanti nuove ricerche, l'impegno sul campo di chi ne applica i risultati. Avere fiducia nella scienza non vuol dire aver fiducia in qualcosa di astratto, vuol dire aver fiducia in noi stessi, nella nostra comunità. La conoscenza aiuta la responsabilità e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali e immotivate che inducono a comportamenti senza ragione e senza beneficio, come avviene talvolta anche in questi giorni. In questo giorno dedicato alle malattie rare dobbiamo sentire il dovere di rinnovare il ringraziamento a chi sta operando con fatica, con sacrificio, con abnegazione per contrastare il pericolo del coronavirus. I medici, gli infermieri, il personale della protezione civile, i ricercatori, le donne e gli uomini delle forze armate e di quelle di polizia, tutti coloro che in qualche modo si trovano in prima linea. Unità di intenti e i principi di solidarietà sono un grande patrimonio per la società, particolarmente in momenti delicati per la collettività. Così il capo dello Stato Sergio Mattarella in queste ore delicate, delicatissime. Vi faccio vedere l'apertura del mattino di Padova con la fotonotizia del ridateci la nostra libertà, il coronavirus voi in isolamento, scoppia la protesta dei commercianti, come vedete dalla fotonotizia in apertura. Vi ricordo che c'è il comunicato di poco fa del Patriarca di Venezia Francesco Moraglia che conferma come domenica alle 11 sarà in diretta la messa, perché allo stato attuale risulterebbe ancora a porte chiuse, in diretta dalla Madonna della Salute su Antena 3 Rete Veneta alle 11 del mattino. Adesso vi faccio vedere anche l'apertura di Repubblica. Al di fuori dei focolai scuole verso la riapertura, titola Repubblica.it. Poste Italiane riapre anche nella zona rossa, che è quanto vi abbiamo raccontato stamattina, ora ci torneremo. La conoscenza è l'antidoto alla paura e ora siamo arrivati alla conoscenza, appunto, con il passare dei giorni, con troppa isteria anche forse da parte di Roma in decisioni forti, anche se la stessa Lombardia avete capito come richieda un'altra settimana di defaticamento per tornare
alla normalità. Ora anche Repubblica riprende il video della nostra trasmissione delle ultime ore, titola "Coronavirus, zaia senza freni, tutti abbiamo visto i cinesi mangiare topi vivi", dice, è il titolo che sceglie Repubblica per raccontare quanto ha detto il governatore all'Antena 3. È finito ovunque in questi minuti il video. Allora, Poste, a partire da lunedì 2 le pensioni del mese di marzo saranno messe in pagamento anche nei 5 uffici postali a Codogno, Casal Pusterlengo, Castiglione d'Adda, San Fiorano in provincia di Lodi e Vo in provincia di Padova. Così dicono nei comunicati ufficiali. Fatemi vedere subito. Ok, allora prima di collegarci con Valentina Visentin vi farei rivedere Mario Conte, sindaco di Treviso, presidente dell'ANCI, sfogarsi duramente con il presidente nazionale dell'ANCI De Caro, che non ha neanche fatto una chiamata ai presidenti di Veneto e Lombardia per capire quale fosse la situazione reale prima di chiedere interventi al governo. E lo stesso Conte dire come si celebrerà il Carnevale, magari con qualche settimana di ritardo, ma si tornerà in piazza per mostrare come tutto sia tornato alla normalità. Sentiamo Mario Conte. C'è questo problema che abbiamo arginato, che ora conosciamo, che sappiamo come gestire, ora dobbiamo ripartire. Io stesso questa mattina, ve lo dico qua in anteprima, ho scritto una lettera a tutte quelle testate giornalistiche straniere che in questi giorni, in questi mesi, chiedo scusa, hanno scritto parole straordinarie sulla città di Treviso. Ho mandato una lettera dove ho spiegato chiaramente cosa è successo, ho spiegato cosa abbiamo fatto e soprattutto ho fatto capire che la città è esattamente quella che loro hanno conosciuto. Loro li reputo degli amici, gli ho scritto una lettera con il cuore in mano come se scrivessi a degli amici, perché loro sono effettivamente degli amici che vogliono bene alla nostra città, ne hanno parlato tanto bene e devono continuare a parlarne bene. Stiamo preparando anche dei video, tanti sono i testimonial che mi hanno chiamato per offrirsi, per promuovere appunto le bellezze della nostra città. Ecco chi per esempio, dai, ci dia qualche notizia. Mi sono sentito proprio arrivando qua anche con Sabrina Salerno che mi ha detto insomma, che è disponibile a mettere la sua immagine, poi insomma chiederò aiuto a tutti i giocatori della Benetton Rugby, della Treviso Basket, tutti quei testimonial che sono conosciuti per meriti sportivi, culturali e personali. Chiederò appunto di sposare la causa del rilancio della città di Treviso. Ci vuole poco, ma il testimonial più grande e più importante sono i nostri cittadini. Io vi chiedo veramente una cortesia, lasciamo perdere le polemiche, non è questo il tempo delle polemiche, non è il tempo delle critiche. Oggi dobbiamo rimboccarci le maniche, aiutarci e promuovere tutte le bellezze della nostra città. Consapevolezza che c'è stato un problema e di come gestirlo, ma voglia di rimettersi in moto e di ripartire. Quindi questa è la carica più grande che ho e non mi darò pace fino a quando non tornerò a vedere la città piena. Noi stiamo già riprogrammando il carnevale, stiamo già programmando tutta una serie di appuntamenti. Quindi avremo un carnevale estivo tardo primaverile? Tra poco più di un mese torneremo a riempire la città di colori, di coriandoli, di bambini, di famiglie, di sorrisi e quelle saranno le immagini che manderemo in giro per il mondo. Insomma... Allora, torniamo in diretta, sono le 18.05, la nostra edizione straordinaria. C'è un aggiornamento importante che tra poco vi daremo. Vedo già delle immagini quasi del tramonto, credo a Vo, dove è la nostra Valentina Visentin. Prima l'aggiornamento, 151 casi. Il governatore... Pronto? Non sento più niente. Che è successo? Siamo tornati in diretta. Allora... scusate, mi levate le comunicazioni alla regia perché sennò sento tutto. Allora, 18.05, dicevo, 151 casi è l'ultimo aggiornamento di pochi secondi fa, comunicazione ufficiale. Mentre vedo il tramonto a voi andremo subito da Valentina Visentin, vi faccio vedere un'altra notizia che è quella che abbiamo dato in diretta anche con Venezia e Ilaria Marchiori poco fa. Posticipato il pagamento delle tasse comunali per i veneziani, l'amministrazione farà slittare Tari, CINP e COSAP, la CINP è quella che riguarda i canoni pubblici, della pubblicità, scusate. Dunque 151 casi di contagi nella nostra regione, Vo 70, Milano 5, Venezia 10, Limena 9, Treviso 23, Vicenza 3,
da assegnare ancora 31, 151 in totale. Con queste immagini suppongo possiamo andare da Valentina Visentin. Valentina, ci senti? Sì, buonasera, infatti volevamo darvi alcune, vi stiamo mostrando questo stupendo tramonto sui colli Eugani, siamo sempre a Cinto, quindi al confine con Vo, volevamo fare anche il punto di quella che è stata la giornata di Vo, ho sentito che è appena aggiornato sul numero dei contagi, entro domani inoltre dovrebbe essere concluso lo screening immunologico perché dovrebbero essere effettuati gli ultimi 300 campioni sulla popolazione, quindi si dovrebbe avere anche il numero definitivo di delle persone eventualmente contagiate all'interno del comune di Vo. Questa mattina sempre a Vo inoltre c'è stato un flash mob di protesta di alcuni commercianti e residenti che avevano uno striscione con scritto "ridateci la nostra libertà" per esternare appunto l'esasperazione di questi giorni di quarantena, ma hanno fatto sapere sia commercianti che residenti che si stanno già attivando per organizzare una grande festa a termine della quarantena e quando l'emergenza sarà passata, una festa che deve essere e che loro hanno detto deve essere pubblicizzata più possibile per richiamare quanta più gente possibile, quindi da tutta la regione, per appunto andare a Vo e festeggiare la fine di questa emergenza. Quindi è stata una giornata per Vo anche all'insegna di questa mobilitazione. Intanto Valentina, la prefettura... scusami Valentina, solo qualche istante, una importante dichiarazione del Premier Giuseppe Conte: ci sarà un aggiornamento fino a domani, il comitato tecnico lavora fino all'ultimo, il tema è quello della riapertura delle scuole, sì o no, le riapriamo o no, l'aggiorniamo a domani, così il Premier Conte alla domanda se le scuole riapriranno nelle zone colpite dal coronavirus o no. E per quanto riguarda il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà emesso domani, così dice Conte, cosa che sicuramente farà comunque discutere e creare nuove polemiche, perché non si può aspettare forse fino a domani, ma allo stesso tempo se aspettiamo domani va bene, ma in realtà poi ci si deve organizzare per lunedì, quindi dunque comunque in base alle tante dichiarazioni anche di quanti ci seguono, mamme, papà e nonni che sono preoccupati sulla riapertura o meno delle scuole, ci si aggiorna a domani, tema scuole, questo stante a quanto ci dice ora l'ANSA in riferimento alle parole del Premier Conte. Ci vuole anche il tempo di potersi organizzare, ma così tant'è. Allora Valentina, prego. Infatti anche sul sito dell'Università di Padova entro il pomeriggio ci avevano detto che dovevano uscire eventuale comunicazione per la riorganizzazione del calendario accademico, quindi l'eventuale ripresa sia degli esami che delle lezioni. Dicevano appunto che doveva essere aggiornato nel pomeriggio, ma allo stato attuale, abbiamo appena controllato, non c'è nessun aggiornamento su una ripresa delle lezioni e degli esami. Per quanto invece riguarda Vo, un'altra notizia è che la prefettura sta pensando di creare anche un corridoio per fare entrare del personale a lavorare al consorzio Vini Doc, perché altrimenti le certificazioni si bloccano. Questa appunto è la situazione per quanto riguarda i Colli Eugani e stiamo aspettando il sindaco di Montegrotto e poi con lui tra poco faremo anche il punto sulla situazione delle terme. Va bene Valentina, grazie. Grazie, torniamo da te tra poco. Dunque intanto Angelo Borrelli, 21 morti, 821 contagiati in Italia. Sono 821 i contagiati in Italia per il coronavirus, il nuovo dato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. Il numero tiene conto anche delle 21 vittime, 4 in più di ieri, e dei pazienti guariti. Cerco adesso di appunto mostrarvi in diretta la conferenza stampa di Angelo Borrelli, dove c'è dunque anche il Premier Giuseppe Conte. Vediamo se riesco nel miracolo, aspettiamo solo qualche istante. In Lombardia 37 i guariti, ma questo numero è già stato superato. Vediamo se trovo, vabbè, aiutatemi voi dalla redazione per quanto riguarda la diretta, sono sicuro che ce la faremo in qualche maniera. Dunque Cristian, abbiamo anche Mario Pozza e possiamo sentire dunque il presidente di Union Veneto nell'attesa di mostrarvi altri interventi in diretta, quindi prima Mario Pozza.
Un danno economico, si accennava appunto da studio, che è pari a quanto secondo le stime, Presidente Pozza? Ma dai primi calcoli è un danno che si aggira dai 5 ai 7 miliardi. Quindi un danno non di poco conto. La regione Veneto è una delle regioni più importanti per le esportazioni, esporta il 50% della produzione, è la prima regione in Italia per il turismo e di conseguenza noi paghiamo per primi questo conto, perché in questa settimana di pazzia ovviamente è successo di tutto e di più. Quindi l'appuntamento di stamattina con il Presidente delle Camere del sistema economico veneto è proprio per ribadire la volontà che il sistema camerale è a fianco delle imprese, che ci sono risorse disponibili da poter spendere, basta che il governo le liberi, perché sono soldi delle imprese, non sono soldi delle tasse che arrivano al sostegno delle Camere di Commercio, che sia chiaro questo. Il sistema camerale ha queste risorse ferme per delle leggi nazionali, per dei provvedimenti che vengono presi sempre con, come si può dire, con l'onda romana, e invece c'è necessità che queste risorse siano messe in campo, perché ci vuole un piano Marshall per far rimettere in moto un paese come questo, come in questi giorni, che insomma alla follia, dove da tutto il mondo vengono richieste di certificati o di attestazioni da dove vieni. Ecco, stop un attimo, certificati, abbiamo sentito proprio nel collegamento di prima che era stato anticipato dal nostro collega. Che cosa sta accadendo all'estero per quanto riguarda ad esempio uno dei nostri prodotti clou, il vino con il prosecco? Che cosa chiedono all'estero ai nostri produttori? Ma un certificato di salubrità, che il vino sia salubre, cioè che il vino sia buono in sostanza, che non sia contaminato. Cioè, cosa che prima non era mai accaduta. Non era mai accaduta, ma tutti sanno che ovviamente i prodotti alimentari hanno delle regole ferree di produzione e di lavorazione, ci sono dei protocolli eccetera, però si arriva anche a questo assurdo. Anche per andare a una fiera ti chiedono adesso una TAC, di dove sei, come sei, se sei di Vo, ma da paesi impensabili, cioè Vo che neanche a Padova o in Veneto è conosciuto come paesino, ormai è conosciuto in Cina, in India, in Israele, e quindi questa follia che ci siamo permessi, tra virgolette, sta mettendo in ginocchio la nostra economia. I imprenditori sono preoccupatissimi. Allora, finito Mario Pozza, Presidente Unioncamere, ho trovato la diretta, grazie agli amici local team di Stefano De Nicolo, possiamo sentire diretta da Roma, c'è Angelo Borrelli dove avete, che ha detto quello che vi abbiamo riportato poco fa. I protagonisti, quindi regioni, coordinato dall'Istituto, e la parte clinica coordinata dall'Istituto Nazionale per il Controllo delle Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, ma anche ci consentirà di interfacciarci con le organizzazioni internazionali come il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie e come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con la quali in questi giorni abbiamo condiviso tutte le informazioni ma anche le modalità per interagire. Confidiamo che questo passo aiuti ulteriormente il nostro Paese e la comunità internazionale ad affrontare efficacemente questa epidemia. Grazie, come al solito 2 o 3 domande. Prego. Arriva col microfono. Francesca Ronchini, La 7. Un chiarimento su questa discrepanza di numeri che ci sono tra Protezione Civile e Istituto Superiore della Sanità. Anche ieri era una differenza di 300 casi di fatto, no? 650 Protezione Civile, 282 rispondo io. Altre conferenze, diciamo, dell'Istituto Superiore della Sanità, e oggi siamo in attesa di sapere quali saranno i dati dell'Istituto Superiore della Sanità, appunto. Come mai questa discrepanza? Allora, le spiego, forse non mi sono spiegato bene ieri sera, ma lo ripeto ancora una volta. Il dato che comunica la Protezione Civile è il dato che noi riceviamo dei test validati dalle regioni, e dal primo giorno, per non nascondere alcuna informazione, noi abbiamo dato il dato delle regioni, e da qualche giorno che noi disponiamo su 383 casi esaminati. È evidente che l'Istituto Superiore di Sanità riceve i campioni una volta che sono stati dichiarati e accertati positivi dalle regioni, devono partire, arrivare a Roma, devono essere processati, c'è un numero di campioni che arrivano, c'è un potenziale di analisi
che è dato, e quindi pian piano arrivano le conferme. Quello che a me interessa, e credo che interessi anche al professor Brusaferro, è che, avendo riscontrato 383 casi positivi su 383 analizzati e dichiarati positivi dalle regioni, quello che possiamo affermare è che i laboratori che sono presenti a livello regionale stanno facendo un lavoro corretto, conforme, coerente con quelle che sono le indicazioni metodologiche per condurre l'accertamento della presenza del coronavirus nei pazienti. Quindi spero che su questo si possa fare chiarezza una volta per tutte, e ripeto, è una informazione ancora in più. Tra l'altro ieri abbiamo spiegato, ma lo ha detto anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il dato che serve all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che viene comunicato all'Organizzazione Mondiale della Sanità, è quello relativo al dato riscontrato dall'Istituto Superiore di Sanità. È evidente che noi disponiamo dei dati delle regioni, le regioni li comunicano. Se noi venissimo qui e raccontassimo solo il dato dell'Istituto Superiore di Sanità, la domanda che verrebbe fatta è: ma la regione X o la regione Y 5 minuti fa ha comunicato altri dati? Come vedete, noi comunichiamo tutti i dati degli uni e degli altri. L'importante è che i dati sono coerenti. Grazie. Angela Caponetto, Radio News 24. Dunque, due cose brevi. Lodi, la situazione di Lodi, che è stata considerata critica in ospedale perché ci sarebbero troppi pazienti e non c'è posto a quanto pare per tutti. Quindi prima domanda, è veramente così? Insomma, se ci potete dare indicazioni a riguardo. E la seconda domanda, da Milano, dalla Lombardia, chiedono di prolungare le restrizioni ancora di una settimana per le scuole. Allora, sulla prima domanda le confermo, ieri sera ero al comitato operativo alle 19:20 ed è stata segnalata questa esigenza. Soprattutto è stato segnalato che c'erano più di 100 persone in coda in attesa di essere visitate. Nello stesso momento abbiamo sentito i colleghi della sanità della Regione Lombardia, che hanno confermato che avevano già dato disposizione per rinforzare il presidio del pronto soccorso, e quindi la situazione stamattina mi è stata confermata che è rientrata nella normalità. Quindi quando ho detto che non ci sono criticità è perché non ci vengono segnalate criticità. È evidente che c'è stata anche un'operazione che si fa normalmente negli ospedali, cioè quello nel momento in cui c'è un sovraffollamento, un eccesso di domande, di richieste in un ospedale, si va a potenziare quell'ospedale oppure si spostano pazienti su altri ospedali per fare posto a quelli da ricoverare. Sulle scuole, io l'ho detto prima, si sta lavorando a un DPCM, a un provvedimento che sarà di nuovo un provvedimento generalizzato per tutte le regioni, prevedendo un comportamento uniforme, condiviso, concordato con i presidenti di regione. Allora, questa è la conferenza stampa. Ringrazio in diretta ancora Local Team di Stefano De Nicolo. La conferenza stampa di Angelo Borrelli in diretta in questo momento ha spiegato anche la discrepanza sui numeri. Ci fermiamo perché poi abbiamo una lunga diretta ancora fino a questa sera per aggiornare. Vi ricordo 151 casi in Veneto di pochi minuti fa, l'ultimo dato riferito ufficialmente dalla Regione. Luca Zaia è tornato nella sede della Protezione Civile di Marghera, tra poco ci collegheremo anche con quella, prima andremo da Valentina Visentin. Pochi istanti pubblicità e torniamo con gli aggiornamenti.